Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille, stasera puntuali, puntualissimi. Mi auguro appunto che mi raggiungiate presto, anche perché il venerdì sera, per quanti conoscono già le mie dirette, il mio canale, il canale YouTube del Marietto Veneziano, insomma per quanti ci conoscono già, sanno appunto che il venerdì sera è dedicato ai protocolli di riequilibrio radiestesico, una tecnica combinata tra radionica e radiestesia. Dunque, per le persone che ci hanno commissionato questo incarico, ci diamo appunto questo appuntamento del venerdì in tarda serata, molto tarda, per questi riequilibri, così che possano dormire belli sereni senza rendersi conto dei cambiamenti vibrazionali o patendoli nel minor modo possibile. Detto questo, vi ricordo che appunto siamo presenti su Facebook, nei gruppi Casti Sacerdotali, nei gruppi Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, nel gruppo Radiestesia, Radionica, Genesa, Magie Varie, insomma siamo piuttosto operativi e attivi, così come siamo presenti anche su internet tramite il sito www.ilcapitano.intervista.org. Questa è la home page del nostro sito. In questo sito potrete trovare moltissimo materiale gratuito che abbiamo raccolto in dispense che potrete appunto scaricare, stampare e applicare così come rimedio con frequenze, con onde di forma, eccetera. Ovviamente vi permetterà di agire su molti livelli della vostra vita, anche per magari qualche aggiustamento. Detto questo, vi ricordo che per porre la domanda abbiamo necessità che mettiate il vostro nome, la vostra data di nascita, che la domanda venga formulata in modo chiaro, che non sia dispersiva e non generica. Dunque miratela ad un argomento e possibilmente indicate anche qualche dettaglio. Per esempio sono single, sono single da un po', è un periodo così che non conosco nessuno, incontrerò una persona adatta a me. In questo caso chiaramente basterà il vostro nome e la vostra data di nascita. Ma faccio un altro esempio. Io sono sposata, ma ho conosciuto un uomo che si chiama Tizio Caio, nato il, con cui sembra stia nascendo qualcosa. Come andrà fra noi? Dunque io so che se vedo alcune figure mi rendo conto di chi sono gli attori in gioco o su questa scena. Dunque è importante che diate delle indicazioni perché io non disperda le energie a vuoto e riesca a darvi una risposta subito mirata e precisa, o quantomeno il più vicino possibile e il più attendibile possibile. Vi ricordo che essendo in diretta, essendo presenti molte persone, dunque molte scie energetiche, passando da una domanda all'altra, diventa tutto un po' più complicato. Chiaramente poi anche il fatto di non poter interagire non agevola, ma intanto passiamo questo tempo insieme e, perché no, vi riesco a dare anche una risposta a qualcosa che vi sta a cuore. Dunque, per gli amici che arrivano da Facebook, siamo in questo momento in diretta su due gruppi tra quelli che ho menzionato. Dunque, gli amici che provengono dai gruppi Facebook devono fare due cose. In prima battuta, quando nella home del gruppo trovano il post, devono subito autorizzare il StreamYard alla pubblicazione dei commenti, altrimenti purtroppo rischio di non riuscire a rispondervi perché mi manca l'interlocutore. Vi faccio un esempio perché anche se ringrazio tantissimo quest'utente Facebook che mi ha scritto: sei molto brava, ti contatterò in privato per questioni di privacy, io ti ringrazio tanto, però vedete che non si vede chi l'ha scritto. Dunque, siccome io non sto trasmettendo direttamente dalla piattaforma di Facebook, non sto trasmettendo direttamente da YouTube, ma da un'interfaccia che si chiama StreamYard, non mi è possibile essere sul gruppo. Dunque,
Altro dettaglio, dunque, dopo che avete autorizzato StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti, dovete anche cliccare sul video e entrare proprio nella diretta, perché se commentate sotto il post dove c'è l'indicazione della diretta, beh, non raggiunge l'elenco dei messaggi, dunque anche lì pubblicate una domanda che io vedrò soltanto quando dopo andrò poi dentro Facebook, nel gruppo, a vedere chi c'era. Ok? Spero che sia tutto chiaro. Dunque, autorizzate StreamYard e nel momento in cui lo avete autorizzato, entrate poi nella diretta, così che vi vedo qui, vi posso salutare, rispondere, eccetera. Bene, detto questo, io direi anche di cominciare subito con i saluti. Buonasera Roxy, buonasera Roberta, buonasera Donato, grazie, grazie, buonasera Tatiana, buonasera Tiziana, buonasera Loredana, buonasera Donato, buonasera Pangea, buonasera Marina, cara, buonasera Stefania, buonasera anche quest'utente Facebook molto gentile, mi ha fatto un bel complimento, grazie. Buonasera Elisa. Bene, io direi di cominciare subito con le risposte, anche perché appunto ricordo che essendo venerdì la diretta sarà proprio contingente, cioè 30 minuti, perché dopo mi aspettano i protocolli di riequilibrio, dunque avrò insomma altro lavoro che sono sempre contentissima di fare, perché so che dà una mano e a volte insomma appaga anche solo l'idea di fare qualcosa che aiuterà. Ecco. Allora, vediamo un pochettino. Saluto anche Daniela, brava Daniela, ecco, lei è una di quelle che ha autorizzato StreamYard e come vedete basterà farlo una volta soltanto, poi in futuro entrerete direttamente nella diretta senza più passare dall'autorizzazione. Allora, la prima domanda è di Loredana. Allora, ciao tesoro, come evolverà la storia tra me, 16 giugno 73, e Sebastiano, 25 settembre 63? Allora, vediamo un pochettino per Loredana. Ok, così ce l'ho sotto gli occhi anche le date di nascita. Vediamo un po' tra Sebastiano e Loredana l'evoluzione della loro storia. Allora, adesso possiamo anche toglierla perché piegando poi non leggo più. Dunque, due indicazioni al taglio, veramente potrebbero essere molte di più, potrei parlare mezz'ora solo del taglio, però non è il caso. Allora, dunque, la donna di servizio è una persona disponibile, volenterosa, che ha tanto desiderio di realizzare delle cose, di fare e soprattutto di dare soddisfazione e riceverne ovviamente in cambio dal proprio lavoro. Dunque è un'indicazione di un periodo molto fertile, molto proficuo, dove è possibile muoversi in tante direzioni, ottenere anche dei riconoscimenti dal nostro impegno. Dunque c'è già un'indicazione interessante di un tanto darsi da fare. Ma la carta della falsità indica che in un certo senso potrebbe essere un darsi da fare che è temporaneo, vale a dire qualcosa che viene fatto adesso in modo opportunistico per ottenere, diciamo così, un qualche tipo di scopo, ma potrebbe anche indicare che è il momento giusto, ok? Sempre per questioni di tempismo e di opportunismo per darsi da fare. Ok, questo era solo il taglio. Andiamo avanti. Vediamo proprio la stesa. Ok, cerco di metterla in modo che resti inquadrata. Allora, beh, la linea del passato, vediamo se così riesco a mostrarla meglio. Ecco, allora la linea del passato parla di un riavvicinamento che deve essere avvenuto nel, appunto, non so se nel tempo recente, comunque indietro.
Però con l'idea di beh, vediamo, cioè torniamo insieme, ma vediamo un pochettino come ti muovi. C'è un po' come dire, un ritorno con una piccola riserva, anche per capire in quale direzione effettivamente volevate andare, perché ritornare tanto per ritornare magari non era necessariamente la cosa che si desiderava. Però è una stesa, cioè una linea, quella del passato, che chiude comunque in modo piuttosto positivo. La carta della fedeltà è una conferma in qualche modo di un coinvolgimento, di un essere comunque ancora fedeli. Non intendo fedeli con l'esclusiva, ma al vostro sentimento e al tipo di rapporto che avete costruito. In questo momento però ci sono delle situazioni che pesano un po'. Intanto c'è una grande preoccupazione e un grande abbattimento morale. Non so che cosa stia avvenendo o sia avvenuto proprio molto di recente, ma fatto sta che c'è un grande turbamento, forse una preoccupazione sulla scelta da fare, un'incertezza grave su quale scelta compiere. Dunque, c'è un qualcosa che scivola via via nella rassegnazione e, ovviamente questo porta a tutta una serie di scompensi, ma anche alla possibilità che ci si isoli un pochino o che, di recente ci si sia isolati un pochino. Fatto sta però che Belvedere e Giovane Fanciulla indicano che c'è un'attesa e, probabilmente questa linea riguarda lui, è possibile che sia lui quello che, vive questa forma di rassegnazione o di, grave prostrazione emotiva per via di una qualche scelta, ma di fatto lui non ti perde di vista, no, sei la giovane fanciulla per lui, sei comunque la donna più giovane e, anche possibile che questa linea dica che questo periodo che lui sta attraversando per te può risultare, difficile da capire in pieno, o che possibilmente, non hai il quadro realistico della situazione, magari non ti rendi conto, di alcune delle circostanze o di alcuni dei suoi pensieri e delle sue emozioni. Comunque, in futuro, seppure, abbiamo visto che il presente sembra piuttosto complesso, difficile, emotivamente forte, nel prossimo periodo vedi che, l'amante, allegrezza al cuore e amore indica comunque, un come dire, un movimento nettamente più positivo. Che questo sia solo con lui io lo escluderei, perché l'allegrezza al cuore normalmente parla di più pretendenti ed è anche possibile che questo amante che compare lì e la carta dell'amore che chiude quella linea possano anche indicare l'arrivo di un'altra persona. Una persona che potrebbe in ogni caso, lanciarsi, farsi avanti, corteggiarti. Ehm, Comunque, amica, denaro e amatrice, confermano tutto sommato la tua scelta di, tenere saldo con te, la persona che già fa parte della tua vita e che ami già da tempo. Dunque, ritengo che probabilmente questo corteggiatore ti farà sicuramente tanto piacere, ma, fondamentalmente, per te c'è lui, okay, abbiamo detto che si chiama Sebastiano, se non ricordo male. Aspetta perché io esatto, Sebastiano. Allora, esito. Comunque vedi che anche l'esito parla di una gelosia nei confronti di un rivale che è più giovane di Sebastiano e che lui vive come un pericolo per voi, come qualcosa che effettivamente potrebbe creare, destabilizzazione o possibilmente anche lavorare, per dividere, Beh,
Diciamo che stando così le cose, tutto sommato, è positivo per te che lui sia geloso e che soffra o tema all'idea di un rivale. Andiamo avanti. Spero di averti dato delle indicazioni utili. Allora, ricordo, ecco, visto che sono comparsi tanti utenti Facebook di cui a cui è impossibile dare la risposta, guardate, con Facebook user, Facebook user, anche questo. Allora, dovete autorizzare StreamYard. Dunque, se siete entrati nella diretta, dunque se avete pubblicato quella domanda vuol dire che siete entrati nella diretta. Ebbene, e questo lo dovete fare, ma questo è il secondo passaggio. In prima battuta, prima di cliccare sul video, dovete, nel momento in cui siete all'interno del gruppo, al post dove compare la diretta, dovete autorizzare il link streamyard.com/Facebook. Una volta che avrete autorizzato StreamYard, in futuro non dovrete più autorizzarlo e io potrò leggere chi siete e darvi una risposta. E un'altra cosa, non trasmetto direttamente da Facebook, dunque la diretta raccoglie i 3 canali. Per questo voi non vedete il vostro commento o vi sembra in un ordine diverso, perché tutto viene raccolto da StreamYard e messo a me qui online in base all'ordine reale di arrivo, che tiene conto anche degli altri canali da cui confluiscono le domande. Dunque, mi raccomando, prima di entrare nella diretta autorizzate StreamYard e entrate nella diretta. Se non fate entrambi i passaggi non riesco a rispondervi. Benissimo, allora a questo punto andrei avanti con la domanda di Donato. Allora, se possibile, vorrei sapere sul lavoro, ho già un lavoro nel pubblico. Carmine, 17 agosto del 75. Allora, Carmine Donato. Allora, vediamo per te. Dunque, sul lavoro, vediamo come va. Allora, il tuo lavoro nel settore pubblico, Carmine, 17 agosto del 75. Ok. Allora, ha tutta l'aria di essere un avanzamento di carriera, se non un trasferimento che però corrisponde a un miglioramento della tua posizione. Allora, ai. Allora, beh, certo, il taglio era bellissimo, la stesa è impegnativa. La stesa è proprio impegnativa, Carmine. Allora, vediamo un po', partiamo dall'inizio. Non so se lì sul luogo di lavoro, chiaramente rispondendo al lavoro, suppongo che l'indicazione della linea del passato riguardi quel contesto. Ed è possibile appunto che un iniziale corteggiamento con una collega, una ragazza più giovane di te e che sembrava veramente interessante, si sia poi bloccato un pochino, perché qui compare allegrezza al cuore, giovane fanciulla e prigione. Dunque, se lo dovessi interpretare proprio alla lettera, ti direi così. Ma può anche indicare che, ma questo è una lettura come dire, più sofisticata, mettiamola così tra parentesi, cioè tra virgolette, perché, può indicare appunto che, hai ricevuto, come dire, con piacere e dunque anche con una tua certa soddisfazione, l'interesse di più magari persone che, hanno potuto magari proporti ruoli o, uffici o cose proprio di lavoro. Dunque, magari seguire più incarichi, dunque, come dire, un indiretto riconoscimento che ti ha reso il lavoro, più bello. Però nello stesso tempo,
le proposte erano magari non definitive, non ben definite e altalenanti, cioè passibili di variazioni, e così questo blocco. Oppure, ecco, magari c'era un contesto molto sereno, e poi fermo a casa. Dunque, o fermo lavorando da casa. Diciamo che nella linea del passato, come vedi, si possono dare più interpretazioni, e sicuramente durante un colloquio privato è più facile, interagendo, capire meglio il senso di questa linea. In questo momento, c'è un'indicazione che non è negativa del tutto, però ti invita a essere più prudente e attento, perché sembrerebbe che un tuo superiore, un tuo responsabile, potrebbe essere il capo ufficio, potrebbe essere, la persona proprio a cui, devi riferire in linea diretta, ehm, potrebbe, valutare bene, il tuo operato. Dunque è in fase un'osservazione. Ora, questo potrebbe indicare che questo capo, questa persona, questo referente, o responsabile potrebbe essere, una persona che viene da fuori. Oppure, attenzione, potrebbe anche indicare, a meno che, tu non abbia fatto magari qualche richiesta, qualche concorso, abbia partecipato a qualche concorso, appunto la possibilità di un colloquio in una sede lontana. Allora, in ogni caso, la carta del nemico invita a non sottovalutare nulla e anche a fare attenzione, perché potresti essere tu oggetto di studio, di attenzione e, di valutazione. E forse, questa cosa però, vedi che c'è la gran consolazione, potrebbe essere in funzione di una tua, magari una richiesta che hai fatto, di trasferirti, oppure, di spostarti di ufficio, o di, partecipare a qualche altra cosa. Cioè c'è un'ambizione personale qui, e che viene attenzionata. Nel prossimo periodo, ladro, mercante, amatrice, potrebbe indicare che quella posizione a cui tu ambisci, perché c'è qua il desiderio, probabilmente o ti viene ostacolata in modo non aperto, e dunque magari qualcuno che, crea delle disarmonie, per qualche motivo, ma potrebbe anche indicare che qualcuno ti soffia via una possibilità, un'opportunità lavorativa o addirittura il ruolo, Dunque, anche qui, ti ripeto, Donato, o Carmine, più giusto Carmine, ehm, non potendo, come dire, interagire in modo diretto così come avviene nel consulto privato, vado un po', in base al senso che danno queste, le carte messe insieme. In ogni caso il lavoro è qualcosa che già, avresti voluto fare già in passato, potrebbe essere un'occupazione, un posto, o un tipo di mansione che corrisponde proprio o alla tua vocazione o alle tue passioni originali, no, originarie. Allora, cosa dice però? Dunque, vecchia signora, morte, disgrazia. Beh, qua è un po' più pesante, e questo è un po' più difficile, perché, ehm, la vecchia signora può sia riferirsi a una persona, veramente una carta personaggio da intendersi come persona. In questo caso potrebbe essere una collega anziana, una persona che comunque ti ha sempre guidato, suggerito, o, che ti ha aiutato anche a crescere nel contesto lavorativo, dunque qualcuno che è stata anche una guida, no, un riferimento per te, che ti vuole bene. E dunque questa persona potrebbe magari, averti sempre appoggiato e essere giunta, come dire, all'età da pensione. Dunque, potrebbe indicare che questa persona esce di scena. Ecco, non voglio
non voglio dire anche eventualmente una modalità meno felice, però morte e disgrazia non è proprio da stare allegri, è un accoppiamento molto, molto pesante. Dunque l'uscita di scena di questa persona potrebbe essere, difficile da gestire, o creare dei forti scompensi, okay, dunque, magari ti viene a mancare, non solo come persona, ma anche come appoggio, come sostegno. Allora qui sai, non so, okay, non si capisce bene poi che tipo di però purtroppo aspettati che sicuramente c'è qualcosa di forte in futuro. Allora, qui chiaro, ci sarà un periodo un po' pesante, mi dispiace anche che sia uscita una stesa così, perché non ho modo vedi, magari se tu non le avessi viste queste carte le avrei addolcite un po' di più, però le hai lì sotto gli occhi e dunque io comunque non è che te le voglio addolcire perché ti siano più gradite, sto cercando di dargli un senso che possa essere compiuto e, anche in base a come si sono combinate fra loro. Dunque sembra comunque esserci un periodo dopo l'uscita in di scena di questa donna, un periodo difficile dove probabilmente avrai dei momenti anche di rimpianto, delle profonde nostalgie, momenti in cui magari, non sarà sempre semplice, però reggi botta, non dunque, ora questo come t'ho detto potrebbe essere un'interpretazione, dunque una signora, una donna in carne e ossa, ma attenzione, come ti dicevo, i significati della vecchia signora potrebbero anche, indicare un viaggio, una visita improvvisa che però ha dei risvolti poco positivi, dunque sotto l'aspetto lavorativo potrebbe anche indicare qualcosa legato alle possibilità che cerchi di darti e che dunque non saranno positive. Può anche indicare però che una vecchia situazione va a chiudersi male, okay, dunque, staremo poi a vedere che forma prenderà, mh. Bene Donato, Carmine, passiamo avanti. Allora, vediamo un pochettino. Allora, sì, Maria Dolores sei riuscita, bravissima, bravissima Maria Dolores, perfetto. E per premiarti, ti rispondo. Allora, Maria Dolores, 17 agosto '77, vorrei sapere se farò l'intervento e se okay, se lo fai nel tuo paese o no. Va bene, allora, vediamo un pochino per Maria Dolores e il suo intervento, vediamo se sceglie di farlo o se lo farà qui o nel suo paese, vediamo un po'. 17 agosto '77. Allora, allora, beh, l'indicazione è che sicuramente ci sono molte cose di cui occuparsi, c'è tanto da fare, però di non sottovalutare niente, perché c'è qualcosina, che ancora non si è completamente manifestato, ma che può dare qualche problemino. Vediamo però cosa mh. Allora, sto analizzando
le carte che compaiono, ma nessuna sembra dare indicazione di viaggi, soprattutto viaggi di lunga percorrenza. Dunque, già in prima battuta non credo che andrai fuori a fare l'intervento. Ma, non mi sembra nemmeno di vedere l'intervento in questo momento. Ehm, Però andiamo con ordine. Guarda, durante un colloquio, non so se sei andata a sentire qualcosa, insomma qualcuno, magari anche più persone, si vede la carta della conversazione, dunque un momento in cui, hai incontrato, più persone, ma come vedi, è anche possibile che durante questo colloquio siano giunte delle indicazioni, che possono averti destato qualche rimpianto o qualche momento, insomma, un attimo di destabilizzazione. Però guarda, nell'immediato forse è stato proprio solo una cosa che ti ha preso un po', sai, alla sprovvista e che avresti voluto poter gestire meglio, ma vedi che subito, già si vede nel passato, che c'è, immediatamente, una proposta per risolvere in modo molto positivo la situazione, oppure io adesso non so che tipo di intervento tu, abbia deciso o, sia necessario, per te, a cui debba sottoporti, però, come vedi, sembra, indicare veramente buone possibilità, no, come se fosse assolutamente un'ottima trovata che, come dire, ti darà frutto. Dunque qualcuno si deve essere proposto subito, no? Allora, in questa situazione vedi però, l'unica carta che parla non è l'unica, però è una di quelle che parla di un'eventualità di viaggio, di movimento, perché la carta della speranza, comprende anche i viaggi, che si fanno però per svago, di piacere e non è chiaramente non credo che sia proprio questo il senso, anche se potresti anche decidere già che ti sposti di appiccicarci anche un paio di giorni, di piacere, però con la carta della nemica non mi sembra, la soluzione migliore per te spostarti, perché, chiaramente in questo si può individuare un qualche tipo di pericolo, di problema da non sottovalutare. Dunque è possibile che sia meglio non farlo ed è anche possibile che, un ragazzo giovane, un uomo giovane che ti è accanto, comunque, non caldeggi tanto per lo spostamento. O ancora, la carta del domestico potrebbe essere un uomo giovane con cui hai una relazione, oppure, un fratello, qualcuno comunque che ti è vicino, che ti vuol bene, magari indirettamente o ti ha detto qualcosa che ti ha turbato, oppure comunque c'è un qualcosa che nella carta della nemica viviamo o è possibile vivere come un attacco, mettiamo così, personale, anche verbale, qualcosa che un pericolo da non sottostimare. Dunque, okay, spero che sia chiaro. Dunque la possibilità di spostarsi forse, andrebbe accantonata o quantomeno in questo momento non ci sono i giusti presupposti. Allora cosa si vede qua in futuro? Beh, forse questo potrebbe anche sancire un intervento, potremmo anche leggerlo come, che vi accordate per fare l'intervento. Io non so se sei seguita da qualcuno. Allora, mettiamo che il domestico sia un dottore più giovane di te in età, ma è difficile, sei molto giovane anche tu, non è impossibile, però
magari potrebbe dire che questo dottore che dovresti viaggiare per andare a incontrare non è esattamente la persona giusta a cui affidare l'intervento. Diciamo che, sai, le interpretazioni sono molte e no, come dicevo prima a Carmine, se non ci si può, come dire, se non ci si può scambiare o interrelazionare diventa difficile poi, no, però vediamo di fare del nostro meglio. Allora, qualcosa sembra comunque, realizzarsi o, come dire, la donna maritata potrebbe essere comunque una donna che si prenderà cura di te, dunque non tanto questo giovane, quanto piuttosto una donna che sarà anche madre, no, una donna che ha tutte le qualità per accudirti o per prendersi cura del tuo caso, vedi? E qui questo potrebbe indicare l'intervento, come pure potrebbe indicare che tutta la situazione si ribalta, si va a chiudere, nel senso anche che non si fa l'intervento. Anche perché, ecco, a parte quella è l'unica carta un po' così, il resto vedi, fortuna, malinconia e riunione. Dunque, tutto sommato, anche se, c'è qualche, possibile, preoccupazione, la carta della riunione indica un buon esito o una riuscita in qualcosa. Dunque magari, con qualche ansia, con qualche preoccupazione potrebbe anche, la situazione rientrare e non necessitare proprio direttamente di un intervento. Okay? Dunque, magari questa persona potrebbe dirti: "Guarda, ehi, aspetta, potremmo provare, prima questa cosa qua, prima di fare l'intervento", okay? Dunque diciamo che non è che io lo vedo proprio subito. Allora, c'è comunque una donna di una certa età, più grande, potrebbe essere la mamma, potrebbe essere una persona che ti vuole bene, che ti ha a cuore, dunque, ehm, che insomma è grandemente in pensiero per te, ma proprio tanto in pensiero e aspetta magari di avere tue notizie o magari aspetta di vederti arrivare. Dunque, probabilmente lo scopo del viaggio sarebbe più il ricongiungerti o andare di nuovo a trovare questa persona, oltre che, a vedere se è possibile fare l'intervento là. Io, ti dico che non vedo, intervento subito, dunque, chi lo sa, magari non sarà necessario, magari si trova un'alternativa altrettanto valida, e questo viaggio lo fai, ma per andare a far visita alla mamma o una persona che è vissuta come una figura materna. Okay? Comunque, spero, cara, di averti risposto. Okay, come dicevo io vi ringrazio tantissimo di essere stati in mia compagnia. Ricordo tutti di autorizzare, tutti, almeno gli utenti, gli amici che mi seguono da Facebook, di autorizzare StreamYard quando vedete il post della diretta, prima di entrare nella diretta, così che io potrò vedere quali sono le persone, i vostri nomi e leggere in modo corretto la vostra domanda e di conseguenza rispondervi. Vi ricordo comunque che sono di nuovo in diretta lunedì sera alle 21:30, dunque sicuramente a molti non sono riuscita a dare una risposta, ma tornate perché ovviamente cerchiamo insomma di dare spazio un po' a tutti, lunedì risponderò ad altre persone, dunque non perdetevi l'occasione e vi ricordo anche che se desiderate un consulto privato con me non avrete che da contattarmi al numero che vedete scorrere in sovraimpressione, sia tramite WhatsApp, sia tramite Telegram. Un consulto con me ovviamente si prenota tramite un appuntamento, ha una durata di 45 minuti e un costo di 20 €. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro un buon proseguimento di serata, un bellissimo fine settimana e ricordo agli amici dei protocolli di riequilibrio che ora mi metto all'opera. Un grande saluto e un abbraccio a tutti quanti e a lunedì. Ciao.